Fra le tante ricette che in casa mi hanno insegnato e tramandato, c'è anche quella della cucuzza a minestra che si può fare con o senza pasta. Per farla ti occorre una zucchina lunga siciliana a serpente, nel linguaggio botanico chiamata Lagenaria longissima. Questo tipo di zucchina è quella che si genera dalle foglie dei tenerumi, che noi in Sicilia chiamiamo taddi, e con questi ci facciamo anche un'altra minestra con cui prepariamo della pasta. Trovi la ricetta sempre nel mio blog. La zucchina va mondata da un'estremità e dall'altra e poi, essendo abbastanza lunga, va fatta in pratici pezzettoni. Poi io preferisco sciacquarla anche prima di sbucciarla. Proseguo poi a eliminare tutta la buccia. Io lo faccio con un coltello, ma ti puoi aiutare anche con un pelapatate. Finito il momento di eliminare la buccia dalla zucchina, puoi andarla a sciacquarla di nuovo abbondantemente sotto l'acqua. Intanto preparati una cipolla. Io da sempre per questa ricetta utilizzo quella bianca perché è molto dolce e che si sposa molto bene con questo tipo di preparazione. Ora che hai pronti tutti gli ortaggi, prepara la zucchina a dadini che devono essere non troppo grandi e neanche troppo piccoli, diciamo una via di mezzo. Poi prendi la cipolla e affettala finemente. Esiste anche una versione che ho provato diverse volte che vede in questa preparazione anche l'aggiunta di una patata, che la rende ancora un po' più cremosa e ancora più gustosa. Adesso prepara una pentola capiente e aggiungi dell'olio extravergine d'oliva che dovrai fare scaldare per far rosolare delicatamente la cipolla che hai prima affettato. Questa è la versione originale che mi è stata tramandata. Per chi vuole stare ancora più attento alla linea, puoi seguire tutto in acqua, quindi senza realizzare nessun tipo di soffritto. Tuttavia ti ricordo che si tratta comunque di una ricetta vegetariana e sempre leggera e salutare. Aggiungi 2 pomodori pelati. Nel mio caso sono pomodori piccoli, ecco perché ne ho aggiunti 2. Se ce li hai più grandi ne puoi aggiungere solo uno, puoi mettere anche del pomodoro fresco a pezzettini, a te la scelta. Adesso aggiungi la zucchina che hai precedentemente tagliato a dadini e falla rosolare, sempre tenendo la fiamma moderata, per circa 2 minuti. Ricordati anche di salare quanto basta al fine di rendere questo piatto adeguatamente saporito. Ricordati poi di aggiungere dell'acqua a temperatura ambiente. Non devi esagerare, devi semplicemente coprire il livello della zucchina. Il tocco fondamentale è l'aggiunta di foglie fresche di basilico. Ed ora puoi iniziare la cottura della tua zucchina a minestra. Ci vorranno all'incirca 35 minuti affinché questa sia pronta. Poi la scelta può essere duplice: gustarla in purezza come una minestra per pranzo o per cena, oppure dedicarla alla preparazione della pasta. In quest'ultimo caso la pasta migliore che ti consiglio è una pasta dal formato corto. Noi utilizziamo i ditalini, le conchiglie rigate, ma anche gli spaghetti spezzati. Se proprio per la preparazione della pasta il liquido risultasse troppo asciutto, naturalmente puoi sempre aggiungerlo e regolare nuovamente di sale. Rimane solo da servire e da gustare in tavola. Nelle nostre case siciliane afose, questo è un piatto che va per la maggiore durante l'estate. Il tocco immancabile naturalmente la ricotta siciliana grattugiata in superficie. Se la ricetta ti è piaciuta, lascia il tuo like e condividi il video. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti a YouTube e attiva la campanella e lascia il tuo like alla mia pagina Facebook attivando anche il tasto segui. Ciao!